Ricette, consigli, interviste ai professionisti e le eccellenze del territorio. Allacciate il grembiule, si parte! Si parte anche questa settimana qui a Radio Chef e partiamo anche alla grande. Prima però voglio come sempre dare il buongiorno e il benvenuto anche alla mia co-conduttrice Maria. Buongiorno Maria, ben ritrovata, pronta per una nuova puntata di Radio Chef. Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti, prontissimi per questa seconda puntata del mese di dicembre e direi che passo anche la parola per un saluto alla nostra biologa nutrizionista Claudia Casarsa, anche questa settimana qui in studio con noi. Buongiorno Claudia. Buongiorno a tutti. Allora, devo dire che anch'io sono sempre più curiosa di scoprire che cosa ci aspetta, e per questo voglio anche ringraziare in questa puntata il nostro staff marketing, sempre attivissimo, perché ovviamente è proprio lo staff marketing che si occupa di tutti i nostri contatti, ma anche di darci tantissime idee per gli argomenti della puntata, le interviste, i protagonisti, e poi noi insomma pensiamo a mettere tutti insieme, ma soprattutto perché in questa puntata abbiamo anche un ospite d'eccezione che presentiamo con grande piacere. Lo abbiamo già sentito qualche volta sulle nostre frequenze ed è sempre stato un onore, e quindi lo presento. È con noi Matteo Metullio, chef dell'Aris Piccolo di Trieste, qui in questa occasione anche perché freschissimo conquistatore di una seconda stella Michelin arrivata durante la presentazione della guida 21. Lui, golden boy della cucina italiana, ragazzo dei record, è diventato prima lo chef più giovane ad aver ricevuto la stella e poi il più giovane addirittura ad averne guadagnate 2 nel 2017. Pensate, a soli 28 anni, ora è qui con noi per un'altra grande conquista. Buongiorno Matteo, benvenuto. Buongiorno a tutti ed è un piacere mio essere con voi. Ciao a tutti. Grazie per essere qui. Allora, raccontaci un po' anche di questo tuo percorso, no? Poi mi piaceva la tua storia, anche perché tu già da ragazzino avevi le idee chiarissime su quello che doveva essere il tuo destino, e questo penso sia anche un bel messaggio per tanti ragazzi e giovanissimi in questo anno anche un po' particolare, per non rinunciare a seguire le proprie idee, i propri sogni. Vabbè, io mi reputo una persona comunque sì determinata, ma anche abbastanza fortunata, perché a 12-13 anni sapere quello che vuoi fare da grande penso non sia una cosa così usuale. Mi si è presentato un bivio sulla scelta della passione calcistica o quella culinaria, un infortunio, un provino calcistico è andato male, e così a 14 anni ho deciso di intraprendere la scuola alberghiera Falcade, e da lì è partito il mio percorso, prima con piccole esperienze in alberghi e strutture di cucina classica in giro per l'Italia, e poi più o meno all'età di 16-17 anni mi è capitato sotto mano un libro che raccontava la storia di un cuoco altoatesino, Norbert Niederkofler, che poi è diventato il mio maestro, e ho detto da grande, quando finisco l'istituto voglio andare a lavorare da lì. Ho mandato il curriculum, una serie di coincidenze anche lì mi ha portato a lavorare da lui, è stato un percorso di quasi 4 anni con intervalli in primavera e in autunno, poiché in montagna non c'è la stagione primaverile e autunnale, quindi ho avuto modo di fare ulteriori esperienze in giro per il mondo, in sud-est asiatico e in Brasile. E poi nell'inverno 2012-2013 ho avuto la possibilità di andare a fare il secondo chef al ristorante La Siriola. L'ho fatto per un inverno, alla conclusione di questo inverno lo chef ha deciso di partire e la famiglia Wieser, proprietaria dell'hotel Ciao Salares, mi ha chiesto se volevo fare lo chef del ristorante La Siriola, così siamo partiti. A novembre del 2013 ho confermato immediatamente la stella Michelin, e poi a novembre 2017 c'è stato il grande risultato della seconda stella Michelin alla Siriola. Nel frattempo, nell'autunno dello stesso anno, ho approfondito la conoscenza e le chiacchiere con Alex Benvenuti, amministratore delegato del Grand Hotel Duc d'Aosta. Abbiamo cominciato a sognare la possibilità di avere un ristorante gourmet anche a Trieste, così il 24 aprile del 2018 insieme alla mia squadra siamo sbarcati a Trieste, che per me era motivo oltretutto di soddisfazione e di orgoglio, perché è vero che metà della mia vita l'ho passata in montagna, però è anche vero che sono molto legato alla città, e ho detto ci deve essere la possibilità di fare qualcosa anche qui. Dobbiamo cercare di portare una stella Michelin. È arrivata prima di quello
che ci aspettavamo, perché noi abbiamo aperto ad aprile 2018 e nello stesso anno abbiamo raggiunto la stella. Poi vicissitudini personali mie mi hanno portato a rientrare a Trieste in primavera del 2019, quindi lasciare il ristorante La Siriola per motivi familiari. Nel 2019 abbiamo cominciato un po' a ragionare allo sviluppo e a come migliorare ulteriormente tutto il marchio Harris, dalla pasticceria al bistrò al ristorante stellato. Abbiamo cominciato a progettare dei lavori sulla cucina e sulla sala, e poche settimane fa, il 25 novembre di quest'anno, ci hanno dato la seconda stella, anche qui. Che meraviglia. È stato un grande onore, una grande emozione per te, Matteo. Sì, diciamo che sono state due emozioni molto forti entrambe, con una grande differenza, che la prima volta lo sapevo qualche giorno prima, perché siccome gli chef premiati per la stella si ritrovano in un luogo che per me è stato 2 volte a Parma, sì, ti devono ovviamente avvisare per portarti in presenza lì. In certo. questo caso qui, siccome era una presentazione diciamo via Skype, quindi non in presenza, l'ho saputo la mattina stessa, quindi bisogna pensare a un anno così difficile di Covid, dove abbiamo vissuto un po' nell'incertezza, Sì. delle situazioni particolari da risolvere, la ristrutturazione, il fatto di aver lasciato le 2 stelle in montagna per motivi familiari. Cioè, ci sono una serie di cose che poi, quando l'ho saputo quella mattina, mi hanno portato insomma in quel pianto che è diventato un po' virale. Insomma, non sono riuscito a trattenere le emozioni, ma penso che non ce ne sia neanche da vergognarsi, ecco. Assolutamente, anzi, e poi insomma, viste anche le tue vicissitudini, ancora di più era un momento emozionante, e soprattutto perché arriva anche in un anno davvero particolare e complesso proprio per il tuo settore. Sì, un anno difficilissimo. Noi, devo dire che siamo, penso, uno dei pochi casi, lo dico da un lato purtroppo e da un lato per fortuna, dove comunque, avendo alle spalle una solidità aziendale molto forte, siamo riusciti a lavorare comunque praticamente nelle stesse condizioni di prima, però per altri colleghi so che la situazione è stata alquanto difficile, quindi insomma l'augurio, il desiderio di quest'anno, diciamo che lo esprimerò nei loro confronti, che il 2021 sia nettamente migliore di questo anno veramente catastrofico per certi aspetti. Questo ti fa decisamente onore. Ma ora raccontaci un po' delle bellezze e delle delizie che vediamo intorno a te. Dove sei, Matteo? Adesso siamo in pasticceria, nel nostro punto vendita. 2 anni fa, per motivi di spazio, abbiamo deciso di creare un laboratorio ad hoc in via della Pescheria, un laboratorio grande, e che era fin troppo grande, diciamo, per un uso semplicemente alberghiero ristorativo. E abbiamo cominciato a studiare, a ragionare come fare a far sì che i nostri dolci, che li vendavamo per i nostri ospiti dell'hotel o per chi veniva all'Harris, potessero essere comprati un po' da tutti. E quindi all'interno del vis-à-vis abbiamo ricavato questo spazio che abbiamo chiamato Harris Pasticceria, e ovviamente adesso siamo in periodo natalizio, quindi la vetrina è bella piena. Abbiamo ovviamente dalle praline ai cioccolatini, ai cremini, ai macaron, ovviamente tutto quanto prodotto fatto da noi, fino ad arrivare alle torte a monoporzioni per la colazione. Poi ci sono invece le monoporzioni moderne, la Caro Cocco è appena entrato in carta, poi c'è il Cocco di Mamma invece, che è un classico, c'è la Gabri, c'è una tartelletta gusto tiramisù, la citron, la crème brûlée, insomma abbiamo una serie la barcolana, che è in assoluto forse la più famosa. Nel reparto invece vetrine può ovviamente avere anche la possibilità di avere la monoporzione in grande, quindi tutte le nostre torte da 4 alle 10 persone, e poi ovviamente, essendo in periodo natalizio, ci sono i panettoni che stanno andando a ruba. Ci credo. Prima della diretta ne abbiamo spediti 40 in giro per l'Italia, per il momento in pasticceria ne abbiamo uno solo, che è qua. È rimasto uno. Sì, ce n'è uno, e i ragazzi stanno cuocendo adesso, perché
i ragazzi stanno cuocendo adesso perché ne fanno 20 kg al giorno da 10 giorni, quindi sono già 200 panettoni andati, quindi bene, considerando che siamo appena al 10, ci aspettano altre 2 settimane di fuoco in pasticceria, quindi siamo molto molto contenti. Bello. Abbiamo attivato il servizio di delivery, Sì. quindi ogni giorno tranne il lunedì dalle 18 alle 19 si può ritirare da noi, quindi l'asporto, mentre dalle 19 in poi partiamo io e Davide, quindi facciamo la consegna direttamente noi, dove c'è tutta la parte della pasticceria che adesso vi ho elencato, più una piccola selezione dei vini nostri. Bene. E 2 menù, uno a base terra e uno a base mare, sono sostanzialmente 4 portate, antipasto primo, secondo e dolce, ma non è un delivery classico perché all'interno ci sono dei gadget che abbiamo lasciato noi, per esempio un cappello firmato, quindi per mettere, diciamo, l'ospite, il tema è entra in brigata con noi, quindi Bellissimo. la prima cosa è vestirsi da cuochi, il secondo passo è prendere il menù dove all'interno c'è un QR code e scaricando il QR code si vedono tutte le fasi per ultimare i piatti. Quindi un Diciamo, menù che ci dà anche la noi- soddisfazione di completare Esatto. il tutto. Esatto, quindi ti facevo vedere come si risotta una pasta, come si cuoce un tortello, come si assembla un piatto, ed è molto divertente perché poi i clienti nostri ci stanno filmando e ci stanno bombardando le pagine Instagram, Bellissimo. mostrando come sono venuti i piatti. È una cosa molto, molto simpatica e vedo che sta piacendo anche molto. Ci vuoi ricordare E come infine- si fa a ordinare poi? Sì, è molto semplice, chiamando o il 040 66 06 06, che è il numero di riferimento della pasticceria, Sì. c'è il numero di riferimento dell'Eris, chiedo scusa, o abbiamo attivato un numero WhatsApp dove si può fare direttamente l'ordine tramite WhatsApp. Quindi poi c'è la nostra responsabile che è Martina che conferma l'ordine, ci manda l'ordine noi in cucina, noi prepariamo e alle 18 partiamo. Che meraviglia. Tutto questo è in attesa della grande riapertura del 18 dicembre, che è venerdì prossimo. Bene, manca poco allora. E tra l'altro, insomma, Sì, avremo anche modo poi di risentirci. Intanto, Matteo, è stato davvero un piacere fare questa chiacchierata con te, che oltretutto ci ha regalato non solo ai più giovani anche una storia, no, di riuscire a realizzare i propri sogni, ma anche di farlo con grande tenacia, ma anche un po' di ottimismo in questo momento non facile. Sì, intanto ti ringrazio voi per avermi chiamato e insomma, come dicevo prima, il pensiero va a tutte le persone che purtroppo hanno affrontato un anno difficile, e l'unica cosa che posso dirgli è di coltivare i propri sogni, perché poi con tenacia e fatica alla fine poi i risultati arrivano. Matteo, grazie, buon lavoro Buone a te. feste. Buone feste, Grazie, ciao. È grazie. stato un Ciao, piacere. ciao, grazie mille. Un vero e proprio angolo di paradiso. Tra l'altro, insomma, se ci avete ascoltato la radio, davvero vi invito ad andare a vedere, a rivedere, insomma, questa diretta, perché tra l'altro c'erano dei dolci davvero invitanti, oltre che a questa bellissima storia di successo. Mentre noi torniamo a Radio Chef e quindi andiamo a scoprire insieme a Maria quali sono quindi le ricette che ci hanno inviato i nostri ascoltatori di questa puntata. Ricordiamo anche l'indirizzo per continuare a inviarci le vostre ricette. Allora, iniziamo subito dall'indirizzo, così vi ripetiamo un po' anche le modalità per partecipare alle puntate di Radio Chef. Potete scriverci, come vedete anche in sovraimpressione sulla nostra diretta video su Facebook e YouTube, a radiochef@radio.0.it, mandarci le vostre ricette preferite, quelle magari in questo periodo dal gusto del Natale, perché le nostre prossime puntate saranno dedicate soprattutto alle feste, come sapete, a questo gusto del Natale, e oggi partiamo un po' con gli aperitivi. Avremo modo di parlarne anche durante la nostra puntata, ma iniziamo dalle ricette degli ascoltatori. E quindi come prima proposta abbiamo dei rotolini di zucchine con prosciutto crudo e robiola, una ricetta che ci è stata inviata da Francesca di Due Carrare in provincia di Padova. Tra gli ingredienti abbiamo delle zucchine, prosciutto crudo, robiola, erba cipollina, sale e pepe. Le quantità naturalmente saranno da decidere a seconda di quanti ospiti vorrete servire, quanti sarete seduti a tavola. Il procedimento vede come prima cosa lavare le zucchine, spuntarle e con l'aiuto di un coltello ricavare 12 fette abbastanza spesse, circa 2-3 mm. Ungete una griglia, scaldatela sul fuoco, aggiungete le fette di zucchine e cuocetele per circa 5 minuti da entrambi i lati. Una volta pronte, trasferitele su un vassoio.
corridoio. In una ciotola mettete quindi la robiola con un po' di sale, pepe, erba, cipolline. Amalgamate per bene gli ingredienti tra di loro. Stendete le zucchine su un tagliere e cospargete sulla superficie il formaggio. Aggiungete quindi una fettina di prosciutto crudo e arrotolate. I rotolini quindi sono pronti per essere serviti. Seconda ricetta proposta che vi diamo subito per non farvi mancare neanche un po' di gusto sono i rotolini da aperitivo. Questi rotolini salati farciti sono una ricetta finger food che arricchirà ogni vostro aperitivo, come ci propone la nostra ascoltatrice Annalisa di Porcia. Tra gli ingredienti abbiamo pane da tramezzini, semi di papavero, semi di sesamo, salmone affumicato oppure gamberetti, formaggio spalmabile o salsa rosa e affettati a piacere. Questi quindi sono delle idee per farcire i vostri rotolini d'aperitivo. Iniziate con l'aiuto di un mattarello e quindi schiacciate i semi di papavero di sesamo sul pane per tramezzini in modo che si attacchino su quest'ultimo. Sulle fette di pane spalmate un velo di formaggio oppure di salsa rosa a vostra scelta e aggiungete sopra una fetta di salmone oppure una fetta di affettato o ancora i gamberetti. Arrotolate quindi il pane e poi avvolgetelo nella pellicola trasparente e mettete il tutto in frigo per almeno un'ora. Poco prima di servirli tagliate i rotolini a rondelle spesse 1 centimetro e disponeteli su un piatto da portata. Naturalmente queste sono solo alcune idee, ma voi potete sbizzarrirvi con la vostra fantasia e farcire i vostri rotolini naturalmente a vostro piacimento. Beh, una ricetta interessantissima. Vuoi fare un veloce commento, Claudia? Beh, sicuramente ecco che la prima ricetta è una ricetta un pochino più leggera, se così possiamo dire. Nella seconda ovviamente c'è un po' un esubero di certi grassi saturi. Magari assieme al salmone ecco possiamo anche utilizzare magari una crema di avocado, visto magari un periodo un po' particolare. Non è di certo un frutto tipicamente italiano, però magari visto che viene anche coltivato, c'è una nicchia in Sicilia, magari possiamo vedere se esiste ecco in vendita il nostro prodotto italiano. Comunque sia, magari sostituire il formaggio spalmabile con una crema di avocado potrebbe renderlo così un po' più nutrizionalmente salutare. Una buona idea. Anche per chi non mangia i formaggi, una buona idea. Anche per chi non mangia i formaggi, certo. Poi non dimentichiamo le nostre creme di legumi, perché magari si possono creare con le fantasie anche crema di fagiolini, magari e rape rosse, la crema di ceci, meglio conosciuta come hummus, può essere così un ottimo rimedio anche per farcire questi tramezzini d'aperitivo in una maniera un pochino così più equilibrata, più bilanciata. Meraviglia, abbiamo preso appunti, tra l'altro ritroverete tutto anche nei nostri consigli di Radio Chef poi sul nostro sito radio.0.it, oltre che la possibilità di rivedere la diretta. Per noi è il momento di fare una piccola pausa, ma poi vi sveleremo intanto i segreti di Acquadolomia, ma vi racconteremo anche attraverso Acquadolomia come si fa a comunicare anche al resto del mondo, perché il modo in cui promuoviamo un prodotto cambia a seconda del paese in cui decidiamo di farlo. E poi una dolcezza negli abbinamenti del miele di Comaro, ancora molto molto altro per il vostro Natale. Rimanete con noi a Radio Chef, mi raccomando, non andate via. Radio Chef torna tra poco, rimanete con noi.
Radio la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio Chef, i segreti della cucina con Radio.0. Ritorniamo anche questa settimana qui a Radio Chef nel nostro angolo legato all'idratazione, al benessere del nostro organismo. Infatti, come sapete, anche per curare il nostro benessere un piccolo passo è sicuramente quello legato all'idratazione. Può fare veramente la differenza, soprattutto scegliendo l'acqua giusta. La scorsa settimana insieme ad Acqua Dolomia abbiamo infatti parlato di qualità garantita. Insieme alla dottoressa Lina Di Daniel, la biologa di Acqua Dolomia, abbiamo parlato anche delle certificazioni di Acqua Dolomia, che ci garantisce una verifica giornaliera della qualità microbiologica dell'acqua captata alla sorgente e del prodotto imbottigliato. Questa settimana invece vogliamo portarvi un po' oltre confine e seguiamo i passi di Acqua Dolomia. Lo facciamo insieme all'amministratore delegato di Sorgente Valcimoliana che imbottiglia Acqua Dolomia, il dottor Gilberto Zaina. Intanto, dottor Zaina, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi e a tutti i vostri radioascoltatori, un caloroso saluto. Grazie ancora per essere qui con noi. Abbiamo deciso questa settimana di fare un salto oltre confine insieme ad Acqua Dolomia. Iniziamo parlando un po' di dove Acqua Dolomia è presente, oltre al Friuli Venezia Giulia, in tutta Italia. Facciamo un salto anche all'estero.
Sì, sicuramente sì. Noi siamo un'azienda territorialmente, diciamo, in Italia localizzata prevalentemente nel Triveneto, no? In Emilia Romagna. Però non siamo solo un'azienda, come dire, territoriale, siamo un'azienda, come si dice, local, cioè locale ma anche globale. E in questo momento, diciamo nel 2020 per esempio, no, abbiamo venduto in altri 36-37 paesi, con tutte le problematiche che ben sappiamo poi, perché poi tutto il mondo chiaramente ha subito questo lockdown, e per cui abbiamo anche noi avuto le nostre ripercussioni in tutto il mondo. Però diciamo il nostro spettro di paesi dei quali vendiamo oramai è circa di una quarantina di paesi. Beh, direi un grande traguardo anche per questo 2020 per Acqua Dolomia. Parliamo un po' anche, oltre che di presenza, anche di collaborazioni. Quali sono infatti le forme di collaborazione e di vendita che voi portate avanti in questi paesi? Diciamo che noi normalmente non siamo interessati, quando sviluppiamo un paese, semplicemente a vendere la nostra acqua a un prezzo, o che normalmente ci viene richiesto magari basso, ma la vendiamo a un prezzo direi più che congruo, proprio perché è un'acqua di qualità. Quindi normalmente tutti i nostri clienti nel mondo ci vengono a cercare per la qualità dell'acqua, e quindi questo è già per noi un aspetto, diciamo, di vantaggio, proprio perché ci consente proprio di non ragionare esclusivamente di prezzo. E in questo senso poi con questi nostri, chiamiamoli clienti partner, condividiamo in ogni paese normalmente delle strategie di comunicazione e anche di brand, come si dice, nel senso che ognuno di questi nostri partner investe nel proprio paese sul nostro brand, cercando di sviluppare la conoscenza proprio delle caratteristiche e delle qualità di Acqua Dolomia, quale unica sorgente probabilmente ci risulta al mondo che sgorga dentro un parco UNESCO. Quindi questo è un fatto che nel mondo viene particolarmente apprezzato e che, come dire, molto spesso ci rende quasi incredibile, nel senso che hanno difficoltà a essere convinti che ci possa essere una sorgente dentro un parco UNESCO. Beh, direi anche questa veramente un'informazione che bisogna portare in giro per il mondo. Abbiamo parlato anche dell'importanza nelle scorse puntate dell'etichetta. Noi sappiamo quanto sia importante anche la comunicazione a livello proprio di paese, perché ogni paese un po' ha le sue differenze nel comunicare, non solo pubblicitarie, ma anche proprio di etichetta, di valori che devono essere comunque rispettati e magari un po' anche messi in evidenza. E credo che anche questo sia un po' la linea che segue Acqua Dolomia. Sì, sicuramente sì, anzi noi percepiamo che soprattutto nei paesi dove la qualità dell'acqua chiaramente è meno buona, no? C'è una maggiore attenzione alla qualità di quello che si importa, quindi si vuole importare chiaramente il meglio che c'è nel mondo, e in questo senso devo dire siamo particolarmente, come dire, appetiti e apprezzati, proprio perché normalmente in paesi, parlo ad esempio dell'Indonesia, dove vendiamo parecchio, in Cina, tutta la zona degli Emirati Arabi, la penisola arabica, dove noi abbiamo veramente dei mercati molto importanti, siamo molto apprezzati e siamo un'acqua premium proprio prevalentemente per le caratteristiche della nostra acqua, oltre chiaramente per l'eleganza del packaging e la bellezza del packaging che ci viene comunque riconosciuto. Io vi invito anche ad andare a seguire Acqua Dolomia sui social e naturalmente anche sul sito acquadolomia.it, perché vengono condivise le immagini in giro per il mondo con Acqua Dolomia, quindi se volete fare un po' anche la conoscenza delle tradizioni che vengono portate avanti in altri paesi del mondo, quelli dove Acqua Dolomia è presente, le immagini sui social veramente vi portano in questo viaggio nelle tradizioni degli altri paesi. Io intanto ringrazio per essere stato con noi qui a Radio Chef anche questa settimana il dottor Zaina, amministratore delegato di Sorgente Valcimoliana, l'azienda che imbottiglia Acqua Dolomia, l'acqua che sgorga da un patrimonio UNESCO, quello delle Dolomiti friulane, quindi porta avanti il nome anche del nostro territorio veramente in tutto il mondo, e sono sicura che nei prossimi appuntamenti sapremo accompagnarvi al meglio anche a scoprire come portare Acqua Dolomia sulle nostre tavole delle feste. Intanto, dottor Zaina, grazie ancora per essere stato con noi e ci risentiamo la prossima settimana. Bene, grazie a voi dell'opportunità e un caloroso saluto e un augurio anche di buone festività a tutti i vostri ascoltatori. Grazie a lei e grazie anche a tutto lo staff di Acqua Dolomia, che salutiamo anche noi con molto calore. Buon lavoro e naturalmente buone feste anche a voi. Grazie a voi anche, grazie. Ben ritrovati in questo appuntamento con Radio Chef. Dopo i consigli di Acqua Dolomia noi siamo pronti anche per andare con la dolcezza di Comaro Miele, quindi diamo il benvenuto a Francesco Comaro. Francesco, buongiorno, come stai oggi? Dove ti trovi precisamente, lo ricordiamo?
Buongiorno a tutti i radioascoltatori e buongiorno a voi. Ci troviamo presso il nostro punto vendita di Cassacco, presso l'apicoltura Fratelli Comaro. Ecco, quindi siamo qua in presenza del nostro miele, in presenza delle confezioni appunto natalizie, visto che siamo adesso sotto Natale, e un bel regalo dolce anche appunto regalare un vasetto di miele per Natale è un'alternativa valida, ecco, in questi momenti un po' particolari. Beh, direi di sì, oltre che insomma il fatto che il miele ci fa bene e in questo periodo dell'anno ci permette anche di fare tanti curiosi abbinamenti con il vostro miele. Certo, abbinamenti in cucina proprio sotto le festività, come dicevamo la scorsa volta, appunto in un autunno, con anche la preparazione eventualmente degli strudel e quindi prodotti dolciari, ma anche gli abbinamenti con appunto primi piatti, antipasti o anche i secondi, e i classici abbinamenti anche con il formaggio, come abbiamo a lungo appunto parlato le scorse volte, sì. Benissimo, di abbinamenti sfiziosi per il menù di Natale ce ne hai preparati alcuni, vero? Sì, abbiamo preparato qualcosina appunto proprio per valorizzare anche il Natale e anche valorizzare il miele, che spesso uno lo predilige magari così, o su una fetta di pane o su una fetta biscottata oppure al cucchiaio, però è un ottimo alleato anche in cucina per la preparazione, come per esempio un antipasto con dello speck affumicato, con delle mele, tutti prodotti appunto tipici nostri regionali. Per esempio possiamo utilizzare appunto una teglia antiaderente con una noce di burro, e facciamo saltare appunto le mele e spicchi di mela all'interno della casseruola con del millefiori appunto friulano, e stanno attenti appunto di non scottare troppo le mele, lasciandole appunto croccanti esterne e morbide all'interno. Poi con dello speck affumicato tagliamo delle fettine abbastanza spesse, non le classiche fettine da affettato, ma un po' più spesse. Anche in questo caso diamo solo una scottata in modo tale da lasciarlo morbido e non far sì che diventi secco e quindi anche un sapore troppo intenso. E alla fine lo serviamo appunto su un piatto, facendo cadere il succo ottenuto all'interno della padella sul nostro preparato. Per quanto riguarda invece magari un abbinamento appunto con i primi, che magari è un po' più difficile, un po' più complicato, complesso, ecco, e nella preparazione appunto anche in questo periodo invernale per gnocchi di zucca, eventualmente durante la fase di preparazione della zucca, per appunto togliere l'acqua nel forno, possiamo appunto nei pezzi della zucca aggiungere un po' di miele di castagno, e quindi facciamo arrostire la zucca nel forno, e con del rosmarino e del sale grosso, e poi proseguiamo la preparazione classica appunto degli gnocchi, che poi andremo a insaporire con del burro affumicato e praticamente un altro filo di miele, magari in questo caso di castagno, nel piatto finito, pronto, ecco, per essere servito. Mentre per quanto riguarda i secondi, come abbiamo detto le scorse volte, può essere abbinato appunto il miele, può essere abbinato con magari un bel arrosto per fare la glassa dell'arrosto, e magari sempre un millefiori in questo caso, oppure il nostro prodotto, la nostra emulsione di millefiori e olio extravergine d'oliva, il MIO, che come parlavamo la scorsa volta, che è un prodotto proprio nato dall'unione di questi due ingredienti utili per la nostra dieta mediterranea, e anche in questo caso va appunto a fare la glassa dell'arrosto. E in questo caso abbiamo anche la parte appunto dell'olio, che comunque va a fornire anche al nostro preparato un sapore, appunto esalare ancora di più il nostro preparato. Inoltre come dolci, appunto l'abbinamento, come si diceva l'altra volta, con i formaggi, quindi classico magari abbinare dopo ovviamente chi più ne ha più ne metta, i gusti sono svariati, gli abbinamenti con dei formaggi appunto a pasta più molla,
con per esempio miele di melata, miele di castagno, oppure magari formaggi più invecchiati, quindi dei sapori più intensi, magari come degli stravetti o degli stagionati, magari mieli un po' più delicati come l'agrumi o la caccia, però come dico ovviamente ogni abbinamento ha la sua bocca e quindi uno può spaziare, visto che di formaggi ce n'è di tanti gusti, di tante consistenze, come anche appunto il miele ce n'è di tanti gusti, e quindi ovviamente ognuno può trovare l'abbinamento ideale, ecco. Beh, dopo tutto questo, insomma, questi abbinamenti e questo menù che ci hai proposto, insomma, bisognerà qualcosa che ci aiuti anche a digerire. Che suggerisci, Sicuramente, Francesca? ovviamente sempre a base di miele, perché comunque rimaniamo sempre in tema. Classiche da tanti anni, comunque questi due prodotti, la grappa a base appunto di miele, un'ottima alleata per durare a fine pasto, oppure appunto per chi desidera l'amaro, sempre a base di miele, in questo caso a base di miele di melata, consigliato appunto servito freddo, e anche questo è un ottimo alleato per la fase appunto finale del pranzo appunto di Natale, ecco. Quindi chi ama di più l'amaro, oppure anche la classica grappa da buon friulano non può mancare, ecco, sempre a base di miele, questo in caso miele di acacia. Buonissimo, ma insomma suggerimenti molto interessanti, anche nuovi per fare un figurone, e anche magari, perché no, se ci invitano per esempio a un pranzo, sempre ovviamente 3 congiunti nel limite eccetera, però esatto, possiamo portare per esempio la conclusione, no? Come ci hai proposto, l'amaro o il liquore, insomma le idee non mancano, devo dire. Dove diciamo che sì? Sì, diciamo appunto che come a fine pasto è un qualcosa di gradito, un po' particolare, appunto non si parla solo della classica grappa dell'amaro che si può trovare dappertutto, ma appunto un prodotto più specifico, perché ha all'interno il miele, che quindi è un'alternativa alla classica grappa o alla classica amaro. E Francesco, ricordiamo dove si possono trovare tutti i prodotti di cui ci hai parlato per questo menù, questi abbinamenti. Allora, ci trovate a Cassacco, in via della stazione 1/B, 10 km dal casello di Udine Nord, all'uscita dell'autostrada, lungo praticamente la direzione della Fontebana dalle 13, che va da Udine verso Tolmezzo praticamente. I nostri orari sono dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 19. Saremo aperti in questo appunto periodo festivo anche il sabato 12 e il sabato 19 dalle ore 10 alle ore 18. Tutti i nostri prodotti potete trovarli comunque anche sul nostro sito comaro.it e anche sullo shop online. Comunque vi invito appunto a fare un salto da noi per vedere tutti i prodotti, non solo il miele ma anche i vari preparati come linea di cosmetica e tutte le cere artistiche, le candele artistiche, che sono ovviamente un'ottima idea regalo appunto sotto il periodo natalizio. Fantastico, quindi 2 sabati di tempo, potete farvi spedire anche i prodotti a casa grazie anche agli shop e non solo, ma so che accettate anche prenotazioni, vero Francesco, per concludere queste nostre chiacchiere? Sì, certo, accettiamo anche le prenotazioni e tutto quanto, e quindi basta un contatto telefonico, una mail. Oggi su mezzi di comunicazione ce ne sono a bizzeffe, quindi basta semplicemente poco. Ovviamente adesso sotto Natale tutta la preparazione dei cesti natalizi, e quindi ce n'è per tutti i gusti, e noi siamo aperti e disponibili a tutti quanti, quindi siamo qua, veniteci a trovare. Fantastico, grazie allora Francesco Comaro, alla prossima settimana, un saluto. Grazie, auguroni a tutti intanto e saluti da tutti i radioascoltatori. Grazie Francesco, tra l'altro insomma adesso nelle immagini che io vi invito anche a rivedere, se adesso ci state ascoltando soltanto la radio della nostra diretta Facebook e YouTube, tra le cere artistiche ci sono anche personaggi del presepe e veramente tante idee per questo Natale, ma di idee ne scopriremo anche altre tra poco, Maria. Eh sì, tra poco ci spostiamo invece verso Muggia, perché andiamo a scoprire dei regali di Natale un po' più frizzanti di questi, perché parliamo di birra Campagnolo, e quindi noi diamo la parola a Martina Campagnolo per parlare un po' delle birre del Natale.
Radio Chef, i segreti della cucina con Radio.0. Ed è tempo di scoprire tutte le novità nella piena atmosfera natalizia che si respira da Birra Campagnolo a Trieste, in zona industriale delle Noghere. E allora, Martina, so che per questo Natale avete preparato delle idee regalo veramente fantastiche, tutte da accompagnare la birra artigianale Campagnolo. Esattamente, ciao Barbara, ciao a tutti, buongiorno. Allora sì, come hai detto tu, si respira veramente clima natalizio, finalmente, anche qui da Birra Campagnolo, e questo perché molti di voi hanno già cominciato a venire a prendere le confezioni natalizie che abbiamo preparato. Quindi siamo contenti anche perché appunto finalmente la situazione permette di potersi spostare un pochino di più, e quindi appunto siete riusciti in molti a venire da noi a scoprire un po' dal vivo, di persona, quali sono le novità che in parte vi ho anche già detto le scorse puntate, e quindi siamo ancora più contenti per questo motivo. Infatti, vero. E allora, Martina, svelaci un po' di tutte delle idee intanto che proponete. Ricordo ovviamente da accompagnare sempre le varie tipologie di birra a Campagnolo. Esattamente, questo poco ma sicuro. Allora, abbiamo pensato a tutta una serie di idee, tanto per cominciare, come vi ho detto, ci sono appunto le confezioni natalizie. Noi comunque realizziamo confezioni anche normalmente durante l'anno, però a Natale si vestono ancora più particolari, e quindi vi ricordo che oltre a poterle acquistare qui nel nostro punto vendita in Strada delle Saline 30 a Muggia, potete anche ordinarle dal sito, potete ordinare la birra dal sito www.birracampagnolo.it e vederla arrivare a casa vostra. Questo se siete soprattutto di provincia di Trieste e di Gorizia. Trovate comunque tutte le informazioni sul nostro sito, quindi andate a dare un'occhiata. E se volete una confezione potete chiamare al nostro numero, anche se magari non siete pratici per la spesa online, 040 23 23 06, vi risponderò io, potete farmi tutte le domande che volete e potete appunto chiedermi di realizzare una cosa direttamente a un parente che per qualche motivo non potete vedere, o un amico, o fare una sorpresa, insomma. Quindi questa è, diciamo, la prima novità. È comodo. Speriamo che, insomma, sì, esatto, speriamo che vi possa piacere, ma vedo che sta già avendo un riscontro più che positivo. Poi, allora, ho detto che chi viene nel nostro spazio trova sicuramente delle belle novità. Questo perché, come vi ho raccontato le volte scorse, quest'anno abbiamo creato una linea di boccali artigianali fatti in ceramica, li produco io, e appunto sono boccali che sono pezzi unici perché sono fatti a mano, sono in ceramica e sono fatti con diverse tecniche, ce n'è un po' per tutti i gusti, quindi potete sicuramente venire a scoprirli qui nel nostro spazio. E date un'occhiata anche sui social, su Instagram, su Facebook, perché posto spesso delle foto, quindi potete farvi già un'idea da lì. E oltre ai boccali c'è tutta una linea di decori e ciondoli natalizi che potete utilizzare per decorare le confezioni regalo e anche, perché no, le vostre case, i vostri alberi di Natale, insomma. Se acquisterete queste decorazioni, i nostri boccali o anche semplicemente la nostra birra, vi ricordo, se avete i social, di magari fare una foto e taggarci, così noi vedremo tutte le vostre tavole imbandite, le vostre case decorate appunto con i nostri oggetti artigianali, e riposteremo le foto. Siamo contentissimi, insomma, che se le nostre creazioni vi piacciono, e quindi appunto vi riposteremo sui nostri canali social. Benissimo. E a questo punto l'ultima novità, certo, che è anche forse la più importante, abbiamo quest'anno la birra di Natale, come vi ho detto, che è la Striga, ed è una birra IPA, che è una birra che adesso è un po' è particolare come birra, come tipologia, ma va tanto di moda e effettivamente sta riscontrando un discreto successo tra i nostri clienti, e tutti ci dicono che è veramente buona, quindi io, attenendomi a quello che mi dicono, vi dico che effettivamente è buona, e vi invito, a chi ancora non l'avesse fatto, a venire a scoprirla presso il nostro punto vendita o anche online, quindi appunto acquistandola, come vi ho detto.
E quindi credo di aver detto un po' tutto. Seguiteci sui social, su Facebook e su Instagram e sul sito. Sì, e poi ricordiamoci che questa settimana possono anche venirvi a trovare, come hai detto tu, nel vostro spaccio, Esatto, sì. e quindi anche con Martina scambiare 2 parole per avere tutti i preziosi consigli. Sì, io ci sono sempre. Esatto, su lei da regalo. Martina, noi ti ringraziamo. Certo, approfitta per una cosa. Sì. Allora, siccome appunto con il canale che mi sta ispirando, quindi siccome ogni giovedì i miei nonni ascoltano la trasmissione, pur di sentirmi volevo salutare i miei nonni, nonno Attilio e nonna Noemi, e dirgli che insomma ci vedremo presto, visto che in questo periodo non stiamo riuscendo a vederci molto, purtroppo vista la situazione, e sono sicura che in questo momento ci stanno ascoltando, quindi appunto volevo mandargli un grosso bacio, un saluto. Un abbraccio allora anche da parte nostra, nonno Attilio e nonna Noemi, e anche a tutti i nonni, insomma, che in questo periodo devono sacrificarsi e vedere magari meno la famiglia e i nipoti, ma noi li pensiamo sempre e insomma sono sempre nel cuore. Tutto questo ovviamente finirà e torneremo tutti insieme. Esatto, speriamo, sì. Grazie per questo messaggio, insomma, che vale veramente per tutti i nonni che ci ascoltano e per tutte le famiglie. Grazie Martina, buon lavoro a tutti voi. Grazie a voi, ciao. Radio Chef torna tra poco. Rimanete con noi. Bentrovati all'ascolto da Laura. Con i nostri 2000 alveari posti nei migliori areali del Friuli, produciamo tanti tipi di miele. Accanto ai tradizionali acacia, ciliegio, acero, abbiamo aggiunto le ultime 4 novità. Miele con zenzero, con spirulina, con cannella e con curcuma. I mieli Comaro si trovano nei principali punti vendita alimentari, sul sito comaro.it, nel nostro negozio a Cassacco, in Viale della Stazione, a soli 10 minuti dal casello di Udine Nord, dove troverete ottime idee per i vostri regali. Quest'anno a Natale regalate dolcezza, regalate i mieli Comaro. Dal 1880 a Trieste i tuoi supermercati sono Bosco, sempre. Sempre tante offerte. Bosco, sempre. Sempre tradizione, freschezza e tante specialità. Il sapore del territorio. Supermercati Bosco, sempre. Santa Teresa Natural Life. Dalla nostra terra alla vostra tavola. Dalla Puglia e dal Salento, il meglio dei prodotti alimentari. Olio, pasta, passata di pomodoro, carciofi, legumi, marmellate, vino negro amaro, primitivo del Salento e ancora tanti altri prodotti. Santa Teresa Natural Life. Tutto biologico, tutto naturale, tutto artigianale. Direttamente a casa vostra. Contattateci al 335 74 82 206 o info@bioagricola-santateresa.it. Sono fissata con la linea e vorrei un'acqua che mi faccia sentire leggera. Per te, Acqua Dolomia. Il più basso contenuto di sodio favorisce l'equilibrio dell'organismo e aiuta a mantenere la forma. Sono un palato esigente e vorrei un'acqua cristallina e leggera. Per te, Acqua Dolomia, ricca di ossigeno e minerali buoni, ha un sapore delicato e facilita la digestione. Acqua Dolomia, l'acqua piena di vita. Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è Affila Utensili Nattisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico, utensili per il taglio del legno, plastiche. Robistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre marchiatura laser e servizio consulenze e soluzioni per il taglio. Quando tagliare non è separare ma creare. Affidati ad Affila Utensili Nattisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com. Non c'è niente di meglio di una birra fresca. Ben detto. E se poi ad accompagnarla c'è un buon panino? Il tutto all'aria aperta, giusto? Conosco il posto che fa per noi. Birra Campagnolo ha aperto un beer garden in strada delle Saline 30 a Muggia. Panini, pizze e molto altro. Il tutto accompagnato dalle birre artigianali Campagnolo, alla spina e in bottiglia. Che cosa stiamo aspettando? Andiamoci subito! Per tutte le informazioni visita il sito birracampagnolo.it e segui la Birra Campagnolo sui social per essere sempre aggiornato su tutte le novità. Noi di Comaro, da 150 anni siamo un punto di riferimento per l'apicoltura nazionale.
Con i nostri 2000 alveari posti nei migliori areali del Friuli, produciamo tanti tipi di miele. Accanto ai tradizionali acacia, ciliegio, acero, abbiamo aggiunto le ultime 4 novità. Miele con zenzero, con spirulina, con cannella e con curcuma. I mieli Comaro si trovano nei principali punti vendita alimentari, sul sito comaro.it, nel nostro negozio a Cassacco, in Viale della Stazione, a soli 10 minuti dal casello di Udine Nord, dove troverete ottime idee per i vostri regali. Quest'anno a Natale regalate dolcezza, regalate i mieli Comaro. Dal 1880 a Trieste i tuoi supermercati sono Bosco, sempre. sempre tante offerte, Bosco, sempre. sempre tradizione, freschezza e tante specialità. Il sapore del territorio. Supermercati Bosco, sempre. Santa Teresa Natural Life. Dalla nostra terra alla vostra tavola. Dalla Puglia e dal Salento, il meglio dei prodotti alimentari. Olio, pasta, passata di pomodoro, carciofi, legumi, marmellate, vino negro amaro, primitivo del Salento e ancora tanti altri prodotti. Santa Teresa Natural Life. Tutto biologico, tutto naturale, tutto artigianale, direttamente a casa vostra. Contattateci al 335 74 82 206 o info@bioagricola-santateresa.it. Sono fissata con la linea e vorrei un'acqua che mi faccia sentire leggera. Per te, Acqua Dolomia. Il più basso contenuto di sodio favorisce l'equilibrio dell'organismo e aiuta a mantenere la forma. Sono un palato esigente e vorrei un'acqua cristallina e leggera. Per te, Acqua Dolomia, ricca di ossigeno e minerali buoni, ha un sapore delicato e facilita la digestione. Acqua Dolomia, l'acqua piena di vita. Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è Affila Utensili Nattisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche. Robistica a casa, ristorazione e boschivi. Inoltre marchiatura laser e servizio consulenza e soluzioni per il taglio. Quando tagliare non è separare ma creare. Affidati ad Affila Utensili Nattisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com. Non c'è niente di meglio di una birra fresca. Ben detto. E se poi ad accompagnarla c'è un buon panino? Il tutto all'aria aperta, giusto? Conosco il posto che fa per noi. Birra Campagnolo ha aperto un beer garden in strada delle Saline 30 a Muggia. Panini, pizze e molto altro. Il tutto accompagnato dalle birre artigianali Campagnolo, alla spina e in bottiglia. Che cosa stiamo aspettando? Andiamoci subito! Per tutte le informazioni visita il sito birracampagnolo.it e segui la Birra Campagnolo sui social per essere sempre aggiornato su tutte le novità. Noi di Comaro, da 150 anni siamo un punto di riferimento per l'apicoltura nazionale. Con i nostri 2000 alveari posti nei migliori areali del Friuli, produciamo tanti tipi di miele. Accanto ai tradizionali acacia, ciliegio, acero, abbiamo aggiunto le ultime 4 novità. Miele con zenzero, con spirulina, con cannella e con curcuma. I mieli Comaro si trovano nei principali punti vendita alimentari, sul sito comaro.it, nel nostro negozio a Cassacco, in Viale della Stazione, a soli 10 minuti dal casello di Udine Nord, dove troverete ottime idee per i vostri regali. Quest'anno a Natale regalate dolcezza, regalate i mieli Comaro. Dal 1880 a Trieste i tuoi supermercati sono Bosco, sempre. sempre tante offerte, Bosco, sempre. sempre tradizione, freschezza e tante specialità. Il sapore del territorio. Supermercati Bosco, sempre. Santa Teresa Natural Life. Dalla nostra terra alla vostra tavola. Dalla Puglia e dal Salento, il meglio dei prodotti alimentari. Olio, pasta, passata di pomodoro, carciofi, legumi, marmellate, vino negro amaro, primitivo del Salento e ancora tanti altri prodotti. Santa Teresa Natural Life. Tutto biologico, tutto naturale, tutto artigianale, direttamente a casa vostra. Contattateci al 335 74 82 206 o info@bioagricola-santateresa.it. Sono fissata con la linea e vorrei un'acqua che mi faccia sentire leggera.
Per te, Acqua Dolomia, il più basso contenuto di sodio favorisce l'equilibrio dell'organismo e aiuta a mantenere la forma. Sono un palato esigente e vorrei un'acqua cristallina e leggera. Per te, Acqua Dolomia, ricca di ossigeno e minerali buoni, ha un sapore delicato e facilita la digestione. Acqua Dolomia, l'acqua piena di vita. Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è Affila Utensili Nattisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico, utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche. Aerobistica a casa, ristorazione e boschivi. Inoltre marchiatura laser e servizio consulenza e soluzioni per il taglio. Quando tagliare non è separare ma creare. Affidati ad Affila Utensili Nattisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Prima Intensa, schiumosa. Non c'è niente di meglio di una birra fresca. Ben detto. E se poi ad accompagnarla c'è un buon panino? Il tutto all'aria aperta, giusto? Conosco il posto che fa per noi. Birra Campagnolo. Gnolo, corri sul sito birracampagnolo.it e scegli la tua birra preferita. Per le province di Trieste e Gorizia la consegna è di 5 euro. Che cosa stiamo aspettando? Andiamoci subito! Per tutte le informazioni visita il sito birracampagnolo.it. Per una pinta di felicità scegli Birra Campagnolo, la birra artigianale della tua città, direttamente a casa tua. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Bentornati a Radio Chef. Allora continuiamo a parlare anche di progetti che riguardano le aziende del nostro territorio, le imprese del Friuli Venezia Giulia, che in questo momento così complesso hanno comunque trovato nuove idee per poter essere sempre vicini al loro consumatore, ma anche per superare questo momento molto particolare. E quindi parliamo anche e soprattutto di delivery, ma parliamo anche di quello che riguarda il settore immobiliare. Questo perché il 14 e il 16 dicembre alle 16 ci sono due webinar molto interessanti che riguardano proprio questi due aspetti, il delivery e il settore immobiliare. Potete seguirli sui social, sulla pagina di Imprenderò in FVG by Sissi 2.0, e quindi proprio per questo progetto e questa iniziativa noi abbiamo qui in collegamento con noi Stefano Cosma, proprio organizzatore di Imprenderò in FVG. Stefano, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Questa volta ci vediamo via web, ma l'importante è potersi ritrovare comunque, no? Barbara, buongiorno Maria, e un saluto a tutti i radioascoltatori che a quest'ora, dopo aver ascoltato voi parlare di cibo e la pubblicità, avranno sicuramente un po' di fame, di appetito, e come dicevi tu, in questo periodo tante aziende, tanti ristoranti, aziende vinicole, produttori di birra, si sono organizzati con quello che ormai ci siamo abituati a chiamare delivery, perché diciamocelo francamente, fino a un anno fa chiamavamo consegna a domicilio. Oramai è diventata una parola di uso quotidiano, delivery, tant'è che mesi fa ho dovuto guardare se si pronuncia delivery o delivery, perché ero così poco abituato a dirla, e il delivery ormai è diventata un'opportunità per aziende, per ristoranti, per chi non vuole, diciamo, perdere l'occasione di continuare a vendere qualcosa che produce o qualcosa che diciamo già vendeva al consumatore. Ed ecco quindi che nel corso già del primo lockdown, quindi di tutto ormai quest'anno, abbiamo visto fiorire, così nascere consegne a domicilio un po' in tutta la regione, e allora con Sissi 2.0, che è questo progetto regionale Imprenderò in FVG, che spinge i giovani e i meno giovani, donne, uomini, disoccupati e tutti coloro che vogliono aprire un'attività oppure aprire una partita IVA, vengono aiutati da questo progetto, aiutati gratuitamente, e ci siamo resi conto che è importante anche far parlare chi di delivery ormai si è quasi
specializzato in questi mesi, anche con discreti successi in certi casi. E allora questo, che sarà il primo di questi 2 webinar, lunedì 14 alle ore 16, che sarà in diretta anche sui social, sarà moderato da Chiara Marchi, molti la conoscono come Miss Claire, con il suo blog, una conosciuta influencer, che modererà appunto gli interventi che riguardano però non solo il delivery di food, di cibo, che è quello forse più conosciuto, ma anche di altri prodotti. Ci sarà chi parla di consegna di libri, Andrea Rimbaldo della libreria Minerva di Trieste, c'è chi parla di consegna di prodotti diciamo di genere agricolo, quindi ci sarà Luca Gottardo che parla a nome dei consorzi agrari della nostra regione, ci sarà una farmacia di Pordenone e Guecello di Porcia, che con la sua azienda Principi di Porcia consegna ovviamente i vini che produce, ma anche altri prodotti alimentari. È un momento difficile, un momento delicato, e quindi da un lato chi ha il coraggio, chi ha la volontà di farlo, riesce comunque a stare in piedi con la consegna, con il delivery, e come Sissi 2.0 cerchiamo di fare raccontare queste esperienze per avvicinare coloro che stanno per intraprendere un'attività, o quelli anche che hanno un'attività imprenditoriale o una partita IVA aperta da meno di 3 anni. Ecco, questo è il primo delivery che, visto che parliamo anche di food, si inserisce bene in Radio Benissimo. Chef. Beh, come sai Stefano, noi in Radio Chef parliamo di food, ma parliamo anche di impresa, imprenditoria, no? Perché intorno al food ovviamente ci sono tanti aspetti, questo forse è uno dei più importanti, così come le imprese del settore sono quelle che più delle altre hanno dovuto reinventarsi, no? In questo momento così particolare. Tra l'altro è cambiato anche il modo, no, degli utenti di approcciarsi a questa consegna a domicilio, prima qualcosa di originale, sporadico, e ora qualcosa a cui ci siamo abituati anche un po' tutti, no? Quindi anche una marcia in più poi per il futuro. Certo, ci siamo abituati, ci stiamo abituando sempre di più noi consumatori e coloro che fanno le consegne, perché francamente fino all'altro anno il delivery, la consegna a domicilio più diffusa era quella delle pizze, chiamavamo la pizzeria di fiducia, eccetera, e le pizze ci arrivavano a casa. Oggi possiamo farlo anche con ristoranti stellati. Oggi possiamo permetterci di ordinare libri, di ordinare farmaci, di ordinare prodotti dell'agricoltura. Ci possiamo insomma sbizzarrire un po' in tutti questi campi. Certo. Possiamo ordinare davvero di tutto, anche gli aperitivi. Sì, una fortuna. E tra l'altro un'altra forma che ci aiuta e che è importante anche per la formazione, no, delle imprese è proprio questa dei webinar che utilizzate anche voi, quindi un appuntamento gratuito che direi insomma di partecipare a tutti, perché può essere utile comunque sapere come organizzare questa forma di consegna a domicilio, quindi questa opportunità in più. Certo, perché questo webinar, se si va sul profilo Facebook di Sissi 2.0, sì, si trova il format insomma, per iscriversi, ma la registrazione e l'iscrizione non è necessaria, perché sarà poi trasmesso in diretta. E l'altro è... Certo. E l'altro insomma ovviamente è l'opportunità anche di seguire il webinar sul settore immobiliare. Vediamo se Stefano c'è ancora. Stefano, ci sei? Maria c'è? Ecco, è arrivata una telefonata probabilmente direttamente sul telefono, quindi adesso cerchiamo di recuperarlo. Intanto io vi ricordo comunque la pagina di Imprenderò in FVG per seguire Sissi 2.0, per seguire questi webinar che sicuramente sapranno aiutare chi anche in questo momento vuole ripartire con il piede giusto, come ha detto il nostro Stefano Cosma, e avere naturalmente tutti i consigli migliori per farlo. Ecco, adesso sentiamo dalla regia se abbiamo ripreso Stefano. Eccolo qui. Stefano, sì, stavamo dicendo della pagina Facebook dove io vi sentivo, io vi sentivo, ma probabilmente il telefono non mi riprendeva più, e quindi dicevo sì, sulla pagina Facebook, sul profilo social di Sissi 2.0 potete trovare già diciamo le infografiche con l'appuntamento. Ci si può iscrivere e registrare, ma non è diciamo necessario. Per seguirlo ci sarà appunto la diretta sia del webinar di lunedì
sia di quello di mercoledì alle 16, che parlerà invece delle opportunità nel settore immobiliare, perché ormai ci hanno anche riempito di nozioni sul bonus 110%, su tante altre opportunità. Bravo, sì. E quello è un settore che comunque sta trainando, perché condomini o privati che vogliono sfruttare questo 110% si stanno rivolgendo alle imprese edili, che quindi diventano poche quelle disponibili, perché se pensiamo a quante case, a quanti condomini possono accedere a questi contributi, ma ci sono anche quelle persone che dopo aver provato il lockdown di primavera non amano più pensare di stare in una casa piccola, e questo me lo raccontano ovviamente imprenditori edili, agenti immobiliari, cercano una casa più grande, cercano una casa con giardino, insomma è un periodo che ci sta portando a diversi cambiamenti. Questi sono i 2 webinar, le 2 opportunità che come Sissi 2.0 offriamo, insomma, lunedì e mercoledì, entrambi alle ore 16. Benissimo Stefano, è una opportunità da non perdere, e tra l'altro avremo anche la testimonianza proprio del principe Gueccello di Porcia, che ci racconterà della loro esperienza con i vini. Stefano, quindi noi ti ringraziamo, ricordo che anche sul nostro sito radio.0.it trovate tutte le informazioni per partecipare a questi webinar, che sono una gran bella opportunità. Certo, sono un'opportunità alle quali ci stiamo abituando. Prima facevamo seminari, convegni in sale convegni, adesso gioco forza, insomma, ci spostiamo sul web, dove effettivamente si possono avere anche più persone che seguono a distanza. È più facile avere relatori, perché non devono prendere un aereo o un treno per spostarsi, possono stare nella loro città in altre parti d'Italia, e quindi sono cambiamenti che sfruttiamo e quindi cerchiamo di farli rendere al massimo. E quindi un'opportunità in più che magari poi, quando torneremo alla normalità, si aggiungerà al fatto di vedersi nuovamente come abbiamo sempre fatto, e quindi anche chi non ci sarà fisicamente potrà seguire il tutto. Stefano, grazie. Allora, che il seminario in presenza ci offriva delle opportunità in più, perché come voi mi conoscete, un aperitivo o un buffet dopo lo organizzo sempre. Mentre se uno segue il webinar deve avere la bottiglietta a casa, deve ordinarla. Gliele mandiamo col delivery. Glieli mandiamo col delivery, Stefano, intanto, ma poi torneremo ovviamente a tutto questa convivialità che, insomma, fa di noi esseri umani, questo è. Grazie comunque Stefano, perché è importante comunque avere sempre un modo soprattutto per affrontare questi momenti. Grazie a Stefano, ma tra poco con noi avremo appunto il principe Gueccello di Porcia, che ci racconterà la sua esperienza proprio con la consegna a domicilio dei suoi ottimi vini, Maria. Sì, direi che ce lo abbiamo. Adesso sentiamo dalla regia se lo abbiamo già insieme a noi. Ce lo abbiamo, e quindi diamo il benvenuto anche al principe Gueccello di Porcia, della cantina Principi di Porcia, qui insieme a noi. Barbara, buongiorno e benvenuto, è un piacere ritrovarci, anche se via web, ma insomma almeno ci si vede e questo è sicuramente piacevole. Dove si trova? Scusate, ma sento non benissimo. Ecco, com'è? Spero ci sente meglio. Adesso? Sì, noi la sentiamo bene. Benissimo, allora le chiedevo dove si trova, perché ha questo sfondo così particolare, così interessante. Ho messo questo backstage, che è un bellissimo arazzo che conservo qui a Porcia in Castello, che mi piace ricordare perché è la scena che rappresenta il giardino occluso, con un padre e delle figlie che si muovono in questo bellissimo contesto di questo orto, e quindi mi piaceva così introdurre l'argomento, ecco, di essere reclusi ma anche aperti. Ecco, siamo tutti in questo periodo un po' isolati nelle relazioni. Per fortuna che ci sono questi strumenti che ci consentono invece di interagire con gli altri e con più persone possibili. Il tema per il quale sono stato invitato, e vi ringrazio, è quello del delivery, come l'amico Stefano Cosma ha introdotto, ed è un tema che, per quanto riguarda la mia cantina, noi da tanti anni abbiamo già adottato come sistema per venire incontro alle esigenze delle persone che per vari motivi non possono venire direttamente in cantina, e che in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo anno, è stato sicuramente incentivato. E quindi sì, abbiamo continuato, ecco, quello che era una modalità che va a fianco a quelle che sono l'apertura dei nostri punti vendita, le consegne in tutta Italia o anche in paesi più lontani, ma anche con una prossimità territoriale che consente
anche qualora ci sia un impedimento, di ricevere puntualmente il vino. Noi l'abbiamo implementato anche con più mezzi, e il messaggio, ecco, che mi sentivo di dire è che è vero che c'è un servizio che viene dato che consente di avere lo stesso il vino a casa. Purtroppo il non venire in cantina e il rapporto viene gestito soltanto con online, non consente di dare tutti quei suggerimenti e anche abbinamenti gastronomici che invece tutti noi produttori di vino siamo abituati a dare ai nostri clienti, ai nostri amici. Quindi noi li facciamo, sì, le consegne a domicilio, raccogliamo gli ordini con tutti i mezzi, insomma, che gli strumenti oggi consentono, ma ci teniamo però ad avere un rapporto diretto, anche telefonico, proprio per orientare le persone e anche per raccontare le novità della nostra azienda, tutto questo in attesa di poterci rivedere di persona. Certo, questa è una bellissima opportunità proprio per non perdere il contatto. E a proposito delle vostre consegne a domicilio in questo periodo, quali dei vostri vini vengono scelti soprattutto? D'inverno vengono privilegiati sicuramente più i rossi, da poco abbiamo anche disponibile il novello, ottimo! I vini che riscaldano il cuore e l'anima. Nonostante questo, comunque, siccome siamo verso il periodo delle feste, anche gli spumanti vengono molto graditi, in particolare la ribolla gialla, che secondo me è un po' il fiore all'occhiello, è quello su cui molti viticoltori friulani possono e dovrebbero puntare. Se c'è un consiglio che vorrebbe dare, insomma, voi con un prodotto così d'eccellenza come il vino, nel delivery sicuramente avete un'esperienza preziosa da condividere con gli altri imprenditori, ecco, vorrebbe dare un consiglio a chi lo ascolta tra le imprese del Friuli Venezia Giulia in questo settore, ma non solo? Bisogna un po' osare, ecco, in questo momento cambiare lo schema col quale si è abituati a lavorare ed essere propositivi, o meglio proattivi, proprio nel cercare di, con le dovute maniere, portare un messaggio che è quello di dire: non è che aspettiamo che le cose cambino, ma facciamo in modo che le cose cambino, e quindi magari anche fare qualche telefonata in più e soprattutto anche identificare quel tipo di persone che è meglio che magari in questo periodo non si muovano tanto, quindi le persone con qualche anno in più, e quindi riuscire a con l'eleganza e la gentilezza di dire, anche nel nostro caso l'abbiamo fatto con una consegna gratuita come costo, diciamo, di trasporto, di darvi un servizio. Certamente, allora la prossima volta, Principe, l'aspettiamo per un tour virtuale nel suo castello e nelle sue cantine soprattutto. Il tour virtuale sicuramente sarà gradito, io spero di potervelo fare di persona. Certo, è quello anche. Lo faremo appena tutto questo, insomma, sarà un ricordo, ma anche un modo per metterci alla prova e per trovare nuove soluzioni per il futuro. È stato un piacere averla qui con noi, io davvero le auguro buon lavoro e buona festa a tutti voi. Grazie, altrettanto. Buon lavoro. Grazie, arrivederci al Principe Gueccio di Porcia, proprio con i suoi vini, i vini Principe di Porcia. Noi invece facciamo una piccolissima pausa, ma voi rimanete qui in studio con noi, intanto potete vedere, combiniamo tra una pausa e l'altra via stream, mentre per i nostri ascoltatori arrivano i concetti fondamentali, interessanti, consigli per gli acquisti. È il tempo di scoprire quali regali fare, ma anche tempo anche per sapere, insomma, quali sono i comportamenti migliori da tenere in queste vacanze natalizie. Torniamo tra poco, per noi c'è la nostra Chiara Canzoneri che ha pronto un aperitivo di Natale davvero sfizioso. Non andate via. Radio Chef torna tra poco, rimanete con noi.
A piedi o in bicicletta. Pizze formato famiglia. .it Da Ambassador. Piazza 1 a Trieste, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10. Tanti auguri e buone feste da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio Chef, i segreti della cucina con Radio.0. Eccoci pronti a scoprire tutti i segreti di un aperitivo di Natale, ma chi ce li racconta se non la nostra Chiara Canzoneri? Buongiorno Chiara, ben ritrovata, è un piacere risentirti, come stai? Ciao, benissimo, grazie a voi. Allora Chiara, sì. Che cosa ci racconti oggi? L'atmosfera natalizia ormai è palpabile, soprattutto la maglietta della nostra Claudia, la nostra nutrizionista qui in studio, con scritto "This guy loves Christmas". Questo tipo ama il Natale, sarebbe lei, no? Eccola qua. Allora Chiara. Quest'anno il Natale lo dobbiamo gestire a casa. E per me è veramente una delle pochissime volte mi è successo, perché generalmente sono a lavoro in cucina, quindi quest'anno forse per la prima volta faccio il Natale proprio a casa mia. Ci sono diverse ovviamente possibilità, ne dimentichiamo anche i delivery, come appunto abbiamo appena sentito, dei quali abbiamo appena sentito anche parlare, questa possibilità di affidarci a qualcuno che ci possa consegnare, qualche professionista, aiutandolo in questo periodo un po' così buio. A casa si possono fare delle ricette che devono essere, a mio avviso, delle ricette da preparare prima, perché altrimenti ci troveremmo
incaricate a dover cucinare tutto il giorno in un giorno che magari potremmo festeggiare sedute a tavola tutti assieme. Quindi il mio consiglio, o comunque quello che sto pensando di fare io per quanto riguarda il mio Natale, è una scelta di ricette dall'antipasto al secondo. Oggi parliamo appunto degli antipasti che siano programmabili e organizzabili per tempo. Allora, a casa mia generalmente a Natale si mangia pesce. Da adesso lo sto un po' integrando anche con qualche ricetta di carne o comunque della tradizione. E quindi sicuramente non manca mai l'insalata russa fatta in casa però, quindi abbiamo carote, piselli e patate, e qui si può giocare anche sugli ingredienti, nel senso che le carote possiamo usare le carote viola, come per esempio anche per le patate. La maionese, se non vogliamo usare una maionese già pronta, interessante è anche l'utilizzo, la preparazione che è facilissima, è l'utilizzo della maionese fatta con il latte di soia, che prevede di emulsionare con un frullatore di immersione del latte di soia, 50 ml di latte di soia con più o meno 8 grammi di limone, e a filo io faccio con dell'olio extravergine di oliva, si monta con il frullatore ad immersione, con appunto versando l'olio a filo, e si ottiene una maionese alla stessa consistenza appunto della maionese tradizionale che conosciamo, ma che risulta essere una maionese anche vegana, ma a prescindere da questo un'alternativa sulla quale giocare anche sul menù. Abbiamo un piatto innovativo, diverso e piacevole, molto buono, contro magari quelle che sono delle fissazioni, che deve essere per forza tradizionale 100%. E oltre all'insalata russa mi piacciono molto i marinati, carne o pesce che siano, sono delle preparazioni che possiamo fare prima. Il salmone è, diciamo, un piatto anche proprio tradizionale che io trovo per le feste, che possiamo, oltre che acquistare il salmone affumicato tradizionale, possiamo preparare il salmone marinato a secco in casa. L'importante è abbattere o comunque congelare la bacca di salmone per bonifica preventiva almeno 48 ore per stare tranquilli con eventuali parassiti. Dopodiché si riporta a temperatura, si scongela praticamente, si mette a marinare con una marinatura di sale e zucchero. In proporzione io metto 600 grammi di sale e 400 di zucchero di canna, utilizzo lo zucchero di canna, aromatizzato con della buccia del limone e di arancia. Se avete del timo, ci sta benissimo anche il timo, andate a fare questa marinatura, mettete il vostro salmone con la pelle rivolta verso l'alto, ok? E andate a coprirlo completamente sopra e sotto con questo preparato, con questa marinatura secca. Dopodiché lo lasciate in frigorifero per 2 giorni, dipende dallo spessore, attenzione, la parte iniziale della baffa del salmone, che è molto più spessa, ha bisogno di un paio di giorni, altrimenti anche 24 ore è più che sufficiente se parliamo della parte della coda, che è la parte finale. Quindi andiamo a sciacquarlo molto bene, ad affettarlo e lo serviamo con del pane caldo, con dei riccioli di burro, e anche questo è un ottimo antipasto. Possiamo riprendere anche con un po' di buccia di agrume sopra. La stessa marinata secca, però aromatizzata a questo punto con del rosmarino piuttosto che con delle bacche di ginepro, la possiamo utilizzare anche per la carne. Allora, in questo caso a me piace molto fare una marinatura con un filetto di cervo. Vado sempre a marinarlo, lo lascio in marinatura, questo molto meno, lo lascio in marinatura un 18-20 ore, e dopodiché stesso procedimento lo vado a sciacquare, lo vado a scaloppare e lo servo con una crema di creme e dei crostini caldi. Queste sono tutte preparazioni appunto che si possono preparare anche un paio di giorni prima, in modo tale da avere questo assortimento di antipasti da poter servire anche al centro tavola
per creare una sorta di buffet. Un altro piatto immancabile a casa mia è il soufflé ai formaggi, per il quale poi vi lascio la ricetta, che è una sorta di grosso bignè, perché la lavorazione è proprio quella della pasta choux, della pasta del bignè, però aromatizzato con i formaggi. Questo è un piatto che io chiamo un piatto salvacena, però è talmente buono che può diventare anche un piatto delle feste, e che poi si può fare con tutti i fondini che generalmente avanzano dei formaggi, perché non riusciamo a grattugiarli, perché rimane l'ultimo pezzo. Io li raccolgo tutti, quando ne ho un quantitativo sufficiente faccio questo soufflé, che alla fine appunto mi diventa anche un piatto del riciclo, del riutilizzo, dell'antispreco in cucina, che è fondamentale. Sempre su questo concetto, il giorno dopo Natale, se abbiamo degli avanzi, o tra gli avanzi c'è il pane, che generalmente è un classico, delle ottime bruschette, abbiamo delle verdure di stagione importanti, abbiamo il radicchio, abbiamo i carciofi, insomma, che possiamo anche semplicemente spadellare con del porro in padella. Possiamo accompagnare quindi questo pane abbrustolato, piuttosto che anche arricchirlo con del formaggio. Formaggi grandi protagonisti sempre per la tavola del Natale. Abbiamo gli erborinati da poter accompagnare anche con le mostarde, e tutta una serie insomma di abbinamenti col miele, anche giocare un po' anche su tutte queste piccole cose con i prodotti locali che abbiamo in abbondanza, valorizzandoli, cioè non parliamo semplicemente di un tagliere di formaggio, dei formaggi messi là, andando a fare una selezione, un percorso, selezionando dei formaggi magari dal più fresco al più stagionato, dal più saporito al più delicato, abbinandoli con delle marmellate, con appunto delle mostarde, con un assortimento di miele, per andare, visto che avremo il tempo e la possibilità di assaporare, di goderci il pranzo di Natale comodamente a casa, di riuscire anche a percepire questi abbinamenti magari che generalmente non sottovalutiamo. Certamente, infatti sono dei suggerimenti veramente interessanti, delle idee uniche e molto molto gustose, anche con qualche accorgimento proprio per rendere qualche ricetta come la insostituibile insalata russa un po' più leggera. Sì, infatti. Poi ci sono veramente un sacco di alternative. Un'altra cosa buona che potete anche utilizzare, se non volete fare il baccalà mantecato, anche il baccalà, diciamo, è un piatto che generalmente si trova in questo periodo. Se non volete fare il baccalà mantecato, ma avete chi vi fa il baccalà mantecato, creare proprio delle polpettine con il mantecato, andare a congelarle un attimo per dargli un po' di consistenza. Dopodiché creare la classica pastella, la classica tempura, alla quale aggiungeremo del nero di seppia. Quindi andremo a buttare queste palline semplicemente dentro la nostra tempura e le andremo a friggere. Andando a friggerle con una frittura molto leggera, avremo questo contrasto con il nero della tempura e il baccalà mantecato all'interno, che andrà a sciogliersi durante la cottura, e avremo questa alternativa, questo contrasto da poter servire anche con una leggera salsa di pomodoro, piuttosto molto buono, con delle cime di rapa saltate in padella, messe a nido, con un po' di aglio, olio e peperoncino, messe a nido con questa polpetta sopra. Avremo sicuramente un piatto gourmet, facile. Si può fare prima, perché veramente lo potete fare prima. L'unica cosa da fare può essere la frittura della polpettina al momento, ma sta davvero pochi minuti, e quindi avrete le vostre cime di rapa, il vostro nido, la vostra polpettina, un piatto particolarmente interessante, secondo me. Io ho preso appunti per queste vacanze, che mi sa che con le ricette di Chiara poi ce le ricorderemo, ci godremo un Natale ottimo anche a casa. Tra l'altro questa intervista rimane disponibile sui nostri canali YouTube e anche sulla nostra pagina Facebook, per cui se vi siete persi qualche passaggio o volete risentirla con calma è a vostra disposizione. Noi naturalmente, Chiara, ti ringraziamo moltissimo come sempre. Grazie a voi. Alla prossima, Chiara, intanto buon lavoro. Ciao Chiara, grazie. Ciao.
E invece noi passiamo alla spesa, no? E quindi con la nostra nutrizionista Claudia Casarsa, dopo che abbiamo insomma fatto questa excursus nel menù natalizio davvero eccezionale, ricordiamo scadenze, attenzioni nel fare la spesa, anche perché in questo periodo dell'anno è facile eccedere e quindi sprecare, no? Che è un peccato. Esattamente, però brava la nostra chef Chiara, perché il suggerimento più grande che ha dato è quello: proviamo anche il giorno dopo a, come si dice, a riciclare quello che è avanzato, perché altrimenti veramente lottare contro lo spreco alimentare diventa veramente una battaglia così ardua durante le feste, e quindi se avanza veramente prepariamo un'altra pietanza, grazie giusto. ai suoi suggerimenti, perché ecco, non serve poi aumentare così la quantità di cibo perché sia sprecato. Anche perché così, insomma, facendo attenzione alle scadenze, ma anche a quelli che sono, diciamo, i margini che abbiamo all'interno delle scadenze, possiamo poi riutilizzare anche i cibi, utilizzarli anche più a lungo. Esatto, sì, non aumentare quindi la quantità magari della spesa, ma cercare di fare proprio una spesa un pochino più oculata, e cercando così di riciclare quello che avanza. Esatto. Poi per quanto riguarda, ecco, sempre un occhio così alla spesa, dobbiamo sempre stare attenti quindi a quello che noi mettiamo nel carrello, come avevamo anche già detto, occhio alle etichette, perché tante volte magari ci facciamo anche così ingannare da delle informazioni che depistano, perché ad esempio 40% di grassi in meno. Cosa significa? Non cosa significa? 40% in effetti, su quanto? Tante volte con questo il marketing, perché molte volte con questo non ha proprio un significato dal punto di vista così nutrizionale, perché non c'è diciamo una scritta che ci dica effettivamente quanti meno rispetto a che cosa. Dopodiché dobbiamo anche stare attenti, ecco, tutto quello che viene indicato anche come light, che è vero, magari ha leggermente meno chilocalorie rispetto, però non è che ci possiamo strafogare perché è light. Esatto, questo non deve diventare poi un giustificativo nel consumarne magari poi il doppio, perché questo è ingannevole. E occhio anche a quello che è contenuto, perché tante volte, ecco, specie nei succhi di frutta, tante volte viene scritto succo ai frutti rossi, poi se guardiamo bene nell'etichetta il primo ingrediente magari è succo di mela, quindi stiamo ben attenti a questo, anche per quanto poi riguarda ad esempio l'acquisto delle uova, che sembra una cosa così banale. Innanzitutto la conservazione, perché è vero che non c'è obbligo in Italia per la vendita in frigo, no? L'uovo al supermercato di solito a temperatura ambiente, ma perché in Italia non è previsto l'obbligo della conservazione a 4 gradi nei supermercati, però quando arrivano a casa sarebbe meglio, ecco, conservarli innanzitutto a 4 gradi. Poi la dicitura, la stampa che ad esempio c'è anche sull'uovo, ecco, quindi abbina proprio l'uovo alla gallina. Abbina l'uovo alla gallina perché ci sono indica la tipologia dell'allevamento, che è il primo numero che appare, quello che va da 0 a 3, 0 e 1 sarebbero i più consigliabili, 0 perché arriva da agricoltura biologica, 1 di solito sono quelli da allevamento all'aperto. Dopodiché c'è una sigla, che è la sigla che riporta lo stato di produzione, quindi IT, che sia magari IT, Italia, e poi via c'è un codice per il comune di produzione, la provincia di produzione, poi viene riportata ovviamente la data di scadenza, che è entro il. Entro il significa che il venditore lo deve vendere entro quella data. Se noi ad esempio a casa, anche magari se è ben tenuto, conservato in frigo, se proprio è scaduto, ecco, il giorno prima, ma certo c'è un margine, c'è poi un piccolo margine, ma anche c'è perché sempre la prova dell'acqua, c'è la prova dell'acqua, perché in effetti se galleggia di più la camera d'aria al suo interno è aumentata, e quindi quello indica che ovviamente l'uovo sta invecchiando, ma questo non vuol dire che dentro è andato a male. Anche quando si apre l'uovo si vede che c'è uno scollamento tra il tuorlo e l'albume, ad esempio, più passa il tempo, ma vi posso garantire che quando si apre un uovo andato male c'è un odore ben caratteristico. Si capisce subito, dici bene. Ben caratteristico, quindi ovviamente non facciamo passare tanto tempo quando le acquistiamo, cerchiamo anche di mangiarle entro la scadenza.
qualche giorno di margine c'è. In più ricordiamoci anche che l'uovo, questi anche confezionati, sono anche trattati magari sotto gli UV, sono più protettivi dal punto di vista, ecco, anche di qualche contaminazione, certo, microbiologicamente perché magari parlando. quando certo. che non siano proprio sporchi. Dobbiamo vedere che il guscio sia bello pulito. Indicazioni preziose, poi insomma per anche un acquisto di qualità e scegliendo insomma i prodotti del territorio, ricordo che ci sono i supermercati Bosco di Trieste che davvero si impegnano proprio a rappresentare sempre anche quello che sono le aziende di questo territorio, con un'attenta selezione che fanno proprio personalmente i fratelli Fabio Antonio Bosco, poi Giorgio Bosco che si occupa anche di andare nelle aziende a scoprire questi prodotti locali, come ad esempio il prosciutto Bosco, il prosciutto che arriva dal prosciuttificio Teste Molinaro con sede a San Daniele del Friuli, con la quale l'azienda di Giorgio e Fabio Bosco collabora da molti anni, con una selezione speciale per i suoi clienti che hanno delle caratteristiche davvero interessanti e che sono provenienti da una filiera controllata in ogni dettaglio, con carni scelte, lavorate con attenzione e abilità in un territorio collinare nel cuore del Friuli Venezia Giulia, appunto a San Daniele del Friuli. Il prosciutto crudo, sappiamo, si sposa bene anche con l'estate, con l'inverno e con tutte le stagioni, anche per ripercorrere insomma degli aperitivi sfiziosi e profumati anche veramente in poche mosse, senza lavorare troppo. Con un buon prosciutto la soluzione arriva presto. E ricordiamo, Maria, dove troviamo tutti i supermercati Bosco? Sì, come dicevi, anche il prosciutto lo potremo utilizzare per i nostri rotolini, i nostri aperitivi che vi abbiamo proposto prima. E poi vi ricordo anche di continuare a seguire i supermercati Bosco sulle pagine social, ad esempio su Facebook. Oggi, in questo 10 dicembre, c'è stata la pubblicazione di tutte le offerte di Natale che troverete fino al 24 di dicembre nei supermercati Bosco. E quindi dove andare a rivolgervi? Beh, naturalmente nel punto vendita di Piazza Goldoni 10 di via Coroneo 31/1, dove sono state fatte le nostre realizzate le nostre riprese, Largo San Tommaso 2 Opicina, via Sette Fontane 51/1, via Ruggero Manna 1, via Franca 4/2, via Orlandini 1 e via della Concordia 6. Poi sono in atto, oltre alle offerte, anche la raccolta dei punti, dei bollini, per ricevere tanti begli omaggi anche per le vostre feste, e quindi andate a rivolgervi direttamente ai supermercati Bosco e anche sul sito supermercatibosco.it. Per noi invece è tempo di andare a trovare una nostra amica, la nostra piccola chef Giorgia. Sentiamo che cosa ha preparato per noi di Radio Chef in questi giorni in attesa del Natale. Radio Chef, i segreti della cucina con Radio.0. Anche in questo 10 dicembre, in questa nostra puntata, in questo giovedì, ritroviamo l'energia della nostra Giorgia. Intanto, Giorgia, buongiorno, ben ritrovata qui con noi. Buongiorno Maria, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno anche Barbara che è lì con te. Oggi come state? Intanto stiamo benissimo, e anche tu, come ho sentito dalle tue parole, sei pronta a raccontarci una nuova ricetta, ad aprire una casellina dell'avvento nuova con le tue ricette. Questa settimana però vi raccontiamo una ricetta salata, ma sappiamo, io so bene che saprà ingolosirvi veramente alla grande, vero Giorgia? Sì, questa ricetta credo che tutti gli italiani la conoscono, soprattutto i napoletani. Non potrò farla buona come loro, ma oggi proponiamo una bella pizza. Che ne dici, Maria? Beh, direi fantastico, un'ottima idea per mettere le mani in pasta e darci un po' da fare anche in questo periodo natalizio. Sì, un po' di salato ci vuole anche a Natale. Sì, lo aggiungiamo ai dolci, va bene? Bene Giorgia, allora diamo il via alla ricetta. Ok, allora per la pizza ci vogliono 250 grammi di farina di semola, 250 grammi di farina zero, 250 grammi di patate senza busta lesse, 250 grammi di acqua di cottura delle patate, 10 grammi di sale, 10 grammi di zucchero, 10 grammi di lievito di birra, 3 o 4 grammi di liofilizzato, un cucchiaio di olio extravergine. Per prima cosa, in una ciotola mettiamo le farine setazzate, l'acqua tiepida, lo zucchero e il lievito, l'olio, e lavoriamo fino ad avere un impasto morbido e compatto. Poi aggiungiamo le patate sbucciate e schiacciate, il sale, e lavoriamo per almeno 10 minuti. Facciamo lievitare nel forno con luce bassa per circa 3-4 ore.
Poi prendiamo l'impasto, lo sgonfiamo e facciamo dei panetti di circa 200 grammi e facciamo lievitare di nuovo. Poi steniamo sulle teglie e lievitiamo ancora una volta. Poi coniamo a piacere, io l'ho fatta margherita. Riscaldiamo al forno al massimo per almeno 30 minuti, con all'interno un pentolino d'acqua. Si possono usare anche 5 grammi di lievito di birra, però la lievitazione è più lunga, infatti di 8-10 ore. Beh, direi fantastica questa ricetta. È bello sapere come ognuno a casa propria ha anche una ricetta segreta per la pizza. Tu che differenza trovi con quelle magari che vai a mangiare al ristorante, quelle che ti arrivano a casa o quelle che magari hai mangiato anche preparate da altre mani? Beh, allora, il segreto, dico sempre, quando se ne fa da sola, qualunque impasto viene sempre bene. Ecco, diciamo che il segreto è farlo a casa, farlo a mano, metterci tanto amore. Quello sicuramente è un ingrediente che non deve mancare nelle nostre ricette. Poi ogni tanto ci si può lasciare guidare anche dalla mano degli esperti della pizza, concedersi qualche momento di relax, magari con la propria famiglia, perché no, ordinarne una anche a casa. Però sicuramente l'amore che ci sa mettere magari tu per i tuoi genitori, oppure una mamma per i propri bambini, o perché no, un papà per tutta la famiglia, è veramente l'amore l'ingrediente perfetto sicuramente per condirla. Sono d'accordo, Maria. Comunque sì, un po' di piacere anche con le pizze comprate ci sta. Sì, infatti. Bene, Giorgia, allora noi abbiamo aperto questa casellina dell'avvento insieme a te, Salata. Siamo pronti ad aspettarti qui ai nostri microfoni anche la prossima settimana per continuare questo calendario dell'avvento con il ricettario della piccola chef Giorgia, e quindi noi intanto ti auguriamo una buona giornata e una buona settimana. Grazie Maria, altrettanto, e non vedo l'ora di aprire le altre caselline insieme a voi. Anche quelle dell'avvento più dolci, va bene? Assolutamente. Ciao Giorgia, buona settimana e un abbraccio a te e alla tua famiglia. Ciao a tutti, un abbraccio e un bacio a tutti i radioascoltatori. Avete ascoltato Radio Chef. Vi aspettiamo il prossimo giovedì dalle 12. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. E non perdete i nostri gustosi consigli della pagina Instagram di Radio Chef. Ma siamo ancora qui per un saluto finale, ma soprattutto per chiudere in bellezza e con gusto, perché come sapete, per tutti gli ascoltatori che ci inviano la loro ricetta qui a Radio.0 c'è in omaggio l'olio Gocce di Luna della Bioagricola Santa Teresa, che però vi offre anche tantissimi prodotti proprio della Puglia, prodotti di alta qualità per questa azienda che produce con agricoltura biologica, che possono essere anche degli ottimi regali di Natale. Proprio per questo anche ci sono tante opportunità, Maria, che riguardano i prodotti d'eccellenza della Bioagricola Santa Teresa. Ce li vuoi ricordare, Maria? Sì, ormai fanno parte anche qui nel nostro menù di Radio.0, perché con Giorgio parliamo sempre di pasta, le diverse tipologie, dalla pasta Senatore Cappello fino a quella di grano arso. Ci sono veramente tantissime ricette con le quali sbizzarrirsi, e poi anche ricordiamo il gusto di tutti i legumi, sempre importanti da inserire nella nostra dieta settimanale. Quindi parliamo di ceci, anche i ceci neri, veramente molto interessanti anche da un punto di vista alternativo, e poi anche le fantastiche puree, come la purea di fagioli, perfetta per dei crostini magari natalizi. Come dicevamo, le bruschettine con una purea di legumi possono andare veramente benissimo per i vostri aperitivi. E poi parliamo anche delle confetture, la confettura di mandarini per fare una simpatica magari crostata da gustare la mattina di Natale, per preparare una buonissima colazione fatta con le vostre mani. E poi naturalmente anche per il mese di dicembre c'è una sorpresa per voi da parte della Bioagricola Santa Teresa. Infatti contattando il numero 335 748 2206 oppure la mail info@bioagricola-santateresa.it, tutte le spese di spedizione saranno gratuite, quindi potete spedire in tutta Italia, anche fare i vostri regali natalizi direttamente chiamando il numero, contattando la mail e poi spedendoli direttamente a casa dei vostri cari, dei vostri amici, con il gusto del nostro territorio. Quindi un gusto tutto italiano, tutto fatto in Italia, con i prodotti anche della Bioagricola Santa Teresa. Quindi contattateli, veramente sentite il nostro Giorgio che avrà veramente tante cose da raccontarvi, una storia di un'azienda che sta nel Salento e quindi in una bellissima posizione della nostra Italia, con tantissime tradizioni anche dietro a tutte le ricette che Giorgio saprà proporvi.
E non solo, perché insomma in questo periodo dell'anno ci dedichiamo anche al fai da te, ma anche a preparare qualcosa di sfizioso in cucina. Soprattutto ci mettiamo alla prova perché magari nel pranzo di Natale vogliamo trovare qualche modo originale per servire i dolci, ma anche, perché no, pensiamo alla frutta in questo periodo così molto zuccherato, che può essere anche servita per i più piccoli. Per esempio, utilizzando le formine dei biscotti si possono fare delle simpatiche formine di banana, di mela o anche di altre tipologie di frutta, senza contare poi che possiamo trasformare le nostre arance o le nostre clementine, i mandarini in simpatiche forme di Natale. Per questo possiamo utilizzare tutto quello che ci propone il nostro affilo utensili Natisone, quindi per l'hobbistica, per il nostro giardino, anche se facciamo dei lavori invernali, ma anche per la cucina di tutti i tipi. Eh sì, perché come sapete ogni ingrediente richiede l'utensile giusto, come vi ricordiamo anche ogni settimana, e quindi se avete bisogno di un utensile da taglio particolare, il posto giusto dove rivolgervi è Affila Utensili Natisone. Troverete tantissime tipologie di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico, quindi come dicevamo anche per il fai da te, per la cucina, ma non solo, anche bistica, casa ristorazione e boschivi, e anche utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche. Insomma, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico, con anche servizio di marchiatura laser e consulenza e soluzione per il taglio, vi aspetta Affila Utensili Natisone. Quando tagliare non è separare ma anche creare, affidatevi all'utensileria Natisone che vi aspetta sulla strada Cividale Peroleis presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, e naturalmente, come vedete in sovraimpressione sulla nostra diretta video, anche sul sito affilautensili.com. Benissimo, e allora grazie anche a Affila Utensili Natisone, sempre con noi e sempre con Radio.0, grazie ovviamente a tutti gli inserzionisti di Radio Chef, grazie alla nostra nutrizionista Claudia Casarsa, grazie Claudia. Grazie a voi, buone feste a tutti. Grazie alla nostra regia, Igor da Milano, la regia per lo streaming video sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook, che rimane sempre disponibile, e continuate a seguirci Radio Chef anche ogni giorno sulla nostra pagina Instagram, dove ogni giorno vi proponiamo una piccola ricettina curata dalla nostra Vanessa, ma anche ovviamente sul nostro sito radio.0.it, dove raccogliamo sempre il meglio delle nostre puntate. Vi aspettiamo in replica sabato sempre dalle 12, giovedì prossimo per tante novità, perché avremo delle puntate dedicate proprio al menù natalizio, con tante idee regalo che non mancano mai, ma anche con uno spazio dedicato alle meravigliose aziende che abbiamo in questo nostro territorio. Vi ricordo anche oggi alle 14.30, poi ovviamente anche disponibile sul nostro canale YouTube e nella nostra pagina social, l'intervista con il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, per gli ultimi aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi, una buona giornata a tutti. Grazie su 101 di Radio.0. Ciao a tutti. Avete ascoltato Radio Chef. Vi aspettiamo il prossimo giovedì dalle 12. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube. E non perdete i nostri gustosi consigli della pagina Instagram di Radio Chef.